Certo, anche il settore dell'editoria ha registrato un calo delle vendite in questo 2009 di crisi, eppure il libro rimane uno dei regali di Natale più gettonati e un oggetto che viene comperato nonostante tutto anche al di fuori delle feste. Secondo l'Associazione Italiana Editori, i primi 6 mesi del 2009 hanno fatto registrare un calo delle vendite pari almeno 4,2%, anche se di converso dal 2008 gli italiani che leggono almeno un libro in un anno sono il 44% e un 14% ne è addirittura ghiotto. Quest'anno diciamo, ecco, forse la cosa più diversa rispetto agli altri Natali è che quest'anno abbiamo avuto dei buoni risultati sui titoli di autori italiani, quindi è andato molto bene direi, sì. Il nuovo libro di Fabio Volo, è andato molto bene il libro di Harry De Luca, il libro di Niccolò Amaniti, c'è stata meno, se vogliamo, scelta rispetto agli anni scorsi sul giallo, sulla fantascienza, sul fantasy, quindi un po' meno successo sui classici titoli della Stephanie Meyer, se vogliamo, quella di Twilight, non è andata come gli anni scorsi, insomma, cambiano anche i gusti, insomma. C'è stata una bella scelta anche nei titoli di saggistica, dal libro di Vito Mancuso alla storia di Padova, che è uscito questo bellissimo libro sulla storia di Padova, che presenteremo anche a breve, insomma, che è andato molto bene, il nuovo libro di Stella che è andato molto bene, insomma, quindi parecchie cose anche sulla saggistica che sono andate bene, direi. Nonostante sia in crescita, sempre secondo la statistica dell'Associazione Italiana Editoria, la vendita di libri online pari al 30%, il responsabile della Feltrinelli Padova guarda con speranza al 2010, anticipando ai padovani qualche bel libro in arrivo o novità di questa prima parte dell'anno. Fra le cose che stanno andando per la maggiore adesso c'è in realtà non un titolo nuovo, ma c'è il vecchio L'eleganza del riccio trainato dal film che è appena uscito, quindi un classico che ritorna in classifica. E poi abbiamo delle cose interessanti che sono in uscita, tipo ci sarà il nuovo libro di Carofiglio come prossima uscita,